Cambiano i personaggi, però i risultati sono sempre quelli. A cosa è dovuta questo exploit? Perché per molti di questo si tratta, ma invece... Ma sì, siamo, come dire, anche noi un po', sono rimasto sorpreso perché pensavo che fossimo più indietro, invece i ragazzi hanno preparato la Supercoppa con grande attenzione, con grande spirito di sacrificio, abnegazione, e sono venute fuori due partite, come dire, toste, che ci hanno permesso di migliorare. Poi chiaramente il fatto di aver vinto la Supercoppa ti dà quell'entusiasmo, quella sicurezza, quella fiducia che poi ti permette appunto di giocare partite come quella di Varese, dove secondo me siamo stati belli, ci siamo passati la palla, siamo andati dentro, abbiamo giocato bene il pick and roll, ma soprattutto che era un po' invece la mia preoccupazione, siamo cresciuti dal punto di vista del gioco, stiamo, come dire, eseguendo meglio quei pochi schemi che utilizziamo, perché vogliamo dare spazio poi al talento e alle capacità dei giocatori, quindi sono contento, ma anche se non voglio essere troppo ottimista, perché leggo colleghi, ma insomma in generale in questo periodo come dire, ci si esalta un po' troppo, e chiaramente la disponibilità dei giocatori in questo periodo è normale che sia come dire, di livello. Poi le problematiche che uno incontra durante l'anno fanno sì che questa disponibilità scemi, però ripeto, sono contento perché i vecchi stanno dando una mano ai nuovi, e i nuovi mi stanno sorprendendo soprattutto per la volontà e la disponibilità che ci stanno mettendo a capire che sono in una grande isola. E soprattutto la professionalità, questo noi ce lo aggiungiamo a margine, è davvero incredibile vedere come persone che praticamente fino a 2 mesi fa non si conoscevano giocano sul parquet come se fossero compagni da sempre. Ma guarda, ogni allenatore ha le sue caratteristiche, peculiarità, a me non piace comandare, me ne sono reso conto un po' nel tempo, ne parlavo stamattina con i miei assistenti, non mi piace comandare, non è una cosa che mi dà soddisfazione, non è una cosa che mi gratifica, anzi tutt'altro. E quindi il mio modo di vedere le cose è diverso, e mi porta come dire, a far sì che i giocatori si rendano conto che fare determinate cose è produttivo per loro, per la squadra. Infatti ero un po' preoccupato per questo, nel senso che ci vuole sempre del tempo perché i ragazzi cioè è più facile comandare, però comandando tu chiedi ai giocatori di fare determinate cose, le fanno, però poi non le faranno mai, secondo me, per come invece possono farle, se le fanno perché loro stessi sono i primi a crederci. Ultimissima cosa, hai dimenticato scientemente di dire che questa è una squadra che si diverte, continua a divertirsi a giocare al basket. Credo che sia il segreto che arriva dalla grande esperienza di Gianmarco Pozzecco, ex giocatore, e che giocatore. Ma io ho sempre sognato, quando giocavo, di poter, come dire, esprimermi in un certo modo, di poter vivere la pallacanestro in un certo modo, ma spesso mi veniva impedito poi a tutti, perché si considera la goliardia poco compatibile con la professionalità. Invece secondo me il tifoso stesso, penso che quando un giocatore si diverte in campo si diverte di più anche lui.